Buonasera e ben ritrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si sono stabilizzate le condizioni del ventenne aggredito durante la notte a Lignano Pineta, ricoverato in terapia intensiva a Udine. Al momento per i carabinieri l'aggressione non è ancora riconducibile con la maxi rissa segnalata alle prime luci dell'alba. È in condizioni stabili, non si trova in pericolo di vita il giovane di 20 anni, un cittadino italiano di origini albanesi residente a Udine, ricoverato stamane in terapia intensiva nell'ospedale del capoluogo friulano dopo essere stato ferito mentre si trovava a Lignano. Dalla prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri della località balneare, il ragazzo sarebbe stato colpito durante una lite con un corpo contundente al capo che potrebbe avergli causato un trauma cranico. Dal primo esame effettuato in pronto soccorso a Lignano, da dove è stato elitrasportato a Udine per il ricovero, non sono emerse lesioni da taglio. Al momento i carabinieri non sono in grado di collegare l'aggressione al giovane alla rissa con bottiglie e pezzi di vetro segnalata questa mattina a Pineta e che avrebbe coinvolto alcune decine di persone. Il giovane, infatti, è stato individuato a oltre 300 metri dal luogo della zuffa. Le violenze sarebbero avvenute poco dopo le 5 a Lignano Pineta sul lungomare Kechler, vicino a una nota discoteca. Della rissa i carabinieri della stazione locale, intervenuti assieme a una pattuglia della radiomobile di Latisana dopo essere stati allertati, non hanno però trovato traccia. I militari dell'Arma, che stanno valutando le immagini della videosorveglianza in zona, non hanno ancora raccolto le dichiarazioni del ventenne, trovato in stato confusionale. Il giovane sarà sentito dalle forze dell'ordine dopo che le sue condizioni di salute saranno migliorate. Mercoledì ci sarà un vertice con i comandanti delle forze dell'ordine di Lignano Sabbiadoro. A dirlo a Telefriuli il sindaco Laura Giorgi, prenderemo dei provvedimenti, avevo già avvisato il prefetto, dice il primo cittadino, da tempo nei fine settimana sono presenti a Lignano dei gruppi di stranieri da monitorare proprio per evitare che si verifichino fenomeni di questo tipo. Purtroppo si è verificato un fatto spiacevole, mi risulta che un 30-35 ragazzi, alcuni di origine macrebina, abbiano dato luogo appunto a una rissa fuori sul lungomare Kechler. Purtroppo uno è anche ferito, le condizioni mi dicono non essere gravi al momento. Siamo al corrente del fatto che soprattutto nel fine settimana ci siano dei gruppi di stranieri o comunque di persone che possono dare origine a fenomeni di questo tipo. Tant'è che la settimana scorsa è stata mia premura avvisare anche il prefetto della situazione, il quale si è subito attivato per la convocazione di un comitato in modo tale da tenere la situazione monitorata e prendere provvedimenti in tal senso. Sembra che si siano affrontati con bottiglie e pezzi di vetro, è così? Sì, mi risulta sia così. Quello ferito pare sia stato ferito da un collo di bottiglia. È sua intenzione mettere dei provvedimenti come a Jesolo? Il sindaco De Zotti ha firmato 3 ordinanze per intervenire sul fronte della sicurezza. Indetto una riunione per la prossima settimana, per mercoledì, con i comandanti delle forze dell'ordine presenti sul territorio di Lignano. Valuteremo con loro il da farsi. Sicuramente qualunque provvedimento tutti assieme riterremo sia il caso di prendere per far fronte alla situazione, lo faremo. Una donna di 72 anni di Azzano Decimo è morta dopo un arresto cardiaco. Stava compiendo un'escursione tra Cava Buscada e Casera Mela assieme al marito quando si è sentita male. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino è intervenuta alle 12:20 su chiamata della Sores nei pressi di Casera Mela. A nulla è valso l'intervento tempestivo dell'elisoccorso regionale nei tentativi di rianimarla. Il medico ha dovuto constatare il suo decesso. Dopo l'autorizzazione del magistrato, i soccorritori hanno portato la donna fino a Casera Mela per consegnarla alle pompe funebri. E siamo ai dati della pandemia. Oggi nella nostra regione su un totale di 5.244 test e tamponi sono state riscontrate 1.162 positività al Covid-19. Su 1.215 tamponi molecolari sono stati rilevati 86 nuovi contagi. Su 4.029 test rapidi sono emersi 1.076 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, dunque sono stabili, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 178 più 3. Oggi si registra il decesso di una persona a Gorizia.
Visto l'aumento dei contagi da Covid, è necessario, dopo la chiusura delle USCA, istituire un nuovo servizio di assistenza domiciliare nelle zone più disagiate. L'allarme del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani del Friuli Venezia Giulia. La recrudescenza dei contagi da Covid non può essere ignorata e non può non essere previsto un servizio così essenziale come quello fornito dalle USCA. È l'allarme lanciato da Matteo Picerna, segretario regionale del Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani, dopo la chiusura a fine giugno dell'assistenza domiciliare ai malati da Covid. Una situazione che per Picerna è destinata ad aggravarsi con la circolazione estiva dei turisti, il sempre minor uso delle mascherine e l'aumento degli assembramenti. Per il presidente regionale dello SNAMI, Stefano Vignano, l'aumento di lavoro a carico dei medici di medicina generale, sia per il virus sia per i disbrighi burocratici legati alla pandemia, rende indispensabile incrementare il personale infermieristico e ridurre gli adempimenti non clinici dei sanitari. Le autorità, denuncia il sindacato, sono state informate tempestivamente della situazione il 14 giugno e c'era tutto il tempo per istituire un nuovo servizio domiciliare, soprattutto per chi abita in zone disagiate. Eppure, conclude lo SNAMI, è ancora tutto fermo. Lavori di manutenzione sulla rete di autovie, non solo rifacimento della vecchia pavimentazione, ma anche interventi sulle barriere di sicurezza. In questi giorni la società autostradale sta completando la riverniciatura dei New Jersey in calcestruzzo. Nella fattispecie il cantiere ha riguardato in particolare il tratto a 3 corsie tra San Giorgio e il nodo di Palmanova. Proprio il nodo di Palmanova sarà interessato da lavoro nella notte di domani, lunedì 11 luglio e martedì 12, dalle 21 alle ore 5 di martedì verrà interdetta al traffico la direttrice Udine-Trieste all'altezza del nodo di Palmanova. Per effetto di queste limitazioni, chi proviene da Tarvisio Udine ed è diretto a Trieste potrà uscire a Udine Sud e riprendere la A4 al casello di Palmanova, oppure potrà uscire al casello di San Giorgio di Nogaro. In quest'ultimo dovrà rientrare allo stesso casello e rimettersi in direzione Trieste. Il Comune di Buia ha approvato una mozione di solidarietà per i lavoratori della fallita DM Electron, mettendosi a disposizione per salvaguardare il sito e l'occupazione. Nei giorni scorsi anche la DM Electron Romania, braccio produttivo del gruppo, ha portato i libri in tribunale. Il fallimento della DM Electron arriva in comune a Buia. Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità una mozione di solidarietà nei confronti dei dipendenti dell'azienda, fornitrice di prodotti elettronici a grandi gruppi, della quale l'amministratore delegato Dario Melchior ha dichiarato l'autofallimento nelle settimane scorse. Con l'approvazione del documento presentato dai consiglieri di opposizione del gruppo A Buia si può, insieme a Buia si pues, il Comune ha dato la propria disponibilità al dialogo con il curatore fallimentare nell'interesse di una fattiva collaborazione territoriale nell'auspicio della continuità del sito produttivo e della ripresa della piena occupazione. Intanto, nei giorni scorsi, Melchior ha portato in tribunale a Udine anche i libri della DM Electron SRL, controllata dalla DM Electron Italia con sede a Rasnov in Romania e braccio produttivo del gruppo. Curatore fallimentare della DM Romania è stato nominato Massimo Roma, che ora dovrà valutare la situazione assieme al curatore fallimentare della DM Italia, Sante Casonato. Le api sono dei sensori di come sta l'ambiente, insetti dei quali non bisogna avere paura ma che vanno avvicinati con rispetto. A dirlo l'esperto apicoltore Giuseppe Morosin nel corso di una conferenza tenuta oggi a Boeris di Magnano e Riviera. Si è appena concluso un convegno dedicato all'apicoltura, siamo a Boeris di Magnano in Riviera. E allora Morosin, dobbiamo dire, le api sono in pericolo o no? Certamente sono in pericolo perché hanno una sensibilità unica e percepiscono prima di noi tutti i cambiamenti atmosferici di queste stagioni che stanno cambiando veramente gradualmente e per loro è una vita diversa perché le piante reagiscono in modo diverso, i fiori fioriscono in modo diverso e di conseguenza loro vivono su questo habitat e lo sentono. Che stagione sarà? Sarà una stagione migliore di quelle che abbiamo passato, le ultime 2 passate, perché veramente sono state drammatiche. Questa è una stagione in cui c'è stato un po' di raccolto, un po' di scorte se le sono fatte e riusciamo a gestirle meglio. Oggi è la giornata nazionale delle Proloco, evento voluti dall'UNPLI per la valorizzazione e l'impegno dei volontari locali, oltre 20.000 in Friuli Venezia Giulia.
Una giornata per far conoscere il meraviglioso e variegato mondo delle Pro Loco, un'occasione per far apprezzare la miriade di eventi e iniziative che le Pro Loco organizzano in tutta Italia. Anche in Friuli Venezia Giulia diverse Pro Loco hanno aderito alla giornata nazionale aprendo la propria sede, mettendo in mostra le principali attività che vengono svolte durante l'anno oppure organizzando un evento in occasione della giornata. Come a Forgaria, all'Arena Music Fest, si tiene la prima edizione del Festival musicale della Pro Loco locale, mentre a Porcia, sempre per l'occasione, la Pro Loco ha inaugurato la nuova cartellonistica informativo-turistica lungo il percorso naturalistico del Noncello. Una giornata che valorizza l'impegno dei nostri oltre 20.000 volontari a favore delle rispettive comunità, dichiara il presidente del comitato UMPLI regionale Walter Pezzarini. L'estate 2022, commenta, è quella della piena ripartenza per gli eventi Pro Loco in Friuli Venezia Giulia, con una grande risposta del pubblico che sta dimostrando tutto il suo affetto per le nostre sagre. Ed ora andiamo a Corno di Rosazzo, dove è previsto per il nuovo anno scolastico l'apertura della prima scuola media. Per la prima volta il comune di Corno di Rosazzo si dota di una scuola media. Prima ne era sprovvisto. Abbiamo dato un nuovo servizio al territorio, abbiamo permesso alle famiglie di non spostarsi e di rimanere all'interno del comune di Corno di Rosazzo, e questo grazie a fondi nazionali e fondi regionali. A suo tempo avevate rinunciato a far parte delle UTI. In questo momento noi riteniamo ancora che sul proprio territorio quelli che devono decidere siano il sindaco e la propria giunta, ma siamo anche consci che per attrarre capitali e comunque per portare sul proprio territorio un'entità locale come un comune piccolo come il nostro di Corno di Rosazzo, bisogna mettersi insieme e trovare quelle fonti che ci diano l'esperienza e la professionalità. E questo abbiamo trovato grazie al comune capofila di Manzano, in questa convenzione che abbiamo sottoscritto oggi e che ci permette di poter accedere a fondi del PNRR, del PSR, come abbiamo sentito anche dal direttore qui oggi, abbiamo delle buone possibilità per fare sviluppare il nostro territorio. La comunità di Collalto oggi ha celebrato la festa del Sacro Cuore, una ricorrenza inaugurata 90 anni fa. Collalto di Tarcento oggi si è vestito a festa per il Sacro Cuore di Gesù. Istituita 90 anni fa, questa ricorrenza solenne viene celebrata ogni 5 anni il 10 luglio, un momento importante per il paese che in questa occasione ricorda i benefattori e le persone scomparse negli ultimi 5 anni. È una bellissima tradizione nata 90 anni fa di, la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Hanno portato qui una statua con la quale facevano la processione e invocavano la misericordia di Dio su tutti i collaltesi. C'è la messa, poi seguirà la processione lungo le vie del paese a ricordare quanto questa comunità ha sempre custodito il patrimonio di fede che gli era stato trasmesso dai propri avi. La statua del Sacro Cuore è custodita sull'altare dedicato ai caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e oggi, ha spiegato Monsignor Cognali a inizio messa, è importante pregare per i morti delle guerre in atto a partire da quella in Ucraina. E siamo in un momento terribile dal punto di vista storico per quanto ci riguarda, con le guerre che sono in atto, oltre la tragedia della pandemia. È sconcertante questo orribile guerra che mostra proprio il peggior volto umano. Grazie per l'attenzione, siamo in chiusura, buona serata con i programmi di Telefriuli.